Il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola interviene sul dibattito che riguarda il futuro aeroporto ad Agrigento. Non perdiamo l'occasione, siamo un passo dal parere favorevole dell'ENAC che consentirebbe l'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale degli aeroporti. È il momento di unire le forze al di là degli schieramenti politici e di superare la cultura dei veti incrociati che da troppo tempo tarpa le ali allo sviluppo socio-economico della nostra terra. Il presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola lancia così un nuovo appello alla politica affinché venga presto rilasciato il parere dell'ENAC per la realizzazione dello scalo portuale a servizio della Sicilia centro-meridionale sulla base dello studio di fattibilità redatto dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L'ottimo studio redatto dagli esperti incaricati del Libero Consorzio, continua il presidente Lamendola, dimostra piena fattibilità e sostenibilità economica nel tempo dell'infrastruttura e l'idoneità tecnica dell'area in cui dovrebbe sorgere, già individuato nella piana di Licata, per un investimento complessivo di 115 milioni di euro. La realizzazione dello scalo sarebbe peraltro in linea con le previsioni del Piano Nazionale degli Aeroporti che, proiettando la programmazione al 2035, certifica la carenza del sistema aeroportuale siciliano, soprattutto per l'area centro-occidentale, per concentrare dal punto di vista amministrativo le attività aeroportuali in due poli, come auspicato dalla programmazione nazionale, conclude il presidente degli Architetti Lamendola. Lo scalo agrigentino, così come quello di Birgi, potrebbe alimentare il polo occidentale della Sicilia, che dal punto di vista amministrativo farebbe capo a Punta Raisi, così come lo scalo di Comiso potrebbe essere aggregato al polo orientale che fa capo a Fontanarossa. Ciò supererebbe eventuali tensioni dovute a concorrenze territoriali, consentendo peraltro una notevole riduzione dei costi di gestione e una più attenta e organica pianificazione dei voli in relazione alle esigenze del territorio isolano.